La fermata è minacciata puntandole una siringa, poi si è fatto consegnare il portafoglio, le ha rubato 40 euro e se n'è andato. Non è durata molto però la fuga di un 29enne veneziano che nel giro di un'ora è stato preso dalla polizia dopo aver derubato una ventenne veronese in campo Santa Ponalla, Venezia. La giovane mentre passeggiava è stata colta di sorpresa dal ragazzo, alto 1,75 m con capelli scuri e ricci e un piumino marrone, che poi di fronte agli agenti si è giustificato dicendo di aver avuto bisogno di soldi per pagare gli spacciatori tunisini dai quali aveva appena acquistato della droga a San Polo. Dopo la sua fuga, la ragazza è stata soccorsa da due turisti che l'hanno aiutata a lanciare l'allarme e una volta intervenuti gli agenti sul posto ha fornito una descrizione dettagliata del rapinatore, sottolineando anche che era scappato verso il ponte di Rialto. I poliziotti delle volanti hanno quindi avviato le ricerche, individuando il 29enne all'1,50 a Santa Croce in Calle delle Rose. È stato dunque bloccato, portato in questura e denunciato.